Eccoci con Mister Maggio, partita terminata 1-1, grande occasione verso la fine di andare in vantaggio. Un pareggio che la lascia soddisfatto o con un po' di amore in bocca? Oh, hai detto bene, c'è un pizzico di amore in bocca perché i ragazzi sono stati oggi superlativi dal punto di vista dell'atteggiamento, dell'organizzazione, della voglia di fare il risultato. Siamo passati in vantaggio, io credo meritatamente. Poi appena rientrati abbiamo preso questo gol strano, palla un campanile, gestito male, si è trovato, insomma ha fatto un gran gol, sono stati bravi i ragazzi a non perdere la testa, a rimanere compatti, e se c'è una squadra che ha avuto qualche situazione per vincerla credo siamo stati noi, quindi siamo stati bravi a non perdere mai la testa, quindi io ho fatto un plauso ai ragazzi, se manteniamo questo spirito siamo sulla strada giusta per giocarcela con tutti. Sì, il primo tempo io ho contato almeno 3 palle gol per il Portogruaro, poi concretizzata verso la fine del primo tempo col gol di Mazzarella. E il secondo tempo però devo dire onestamente che più di marca trevigiana, il caso di dirlo, sono partiti in campo forse più concentrati del Portogruaro. Lì sai, non è una questione neanche di concentrazione, è chiaro che la squadra in vantaggio spinge, quindi è un'inerzia naturale che accada. Noi dovevamo reggere l'urto meglio, invece abbiamo subito questo gol che chiaramente ha messo poi in equilibrio la partita e lì potevano vincere tutte e due le squadre, anche se ripeto non ricordo altre occasioni del Treviso, e non concedere occasioni a una squadra come questa vuol dire che la squadra è stata organizzata, è stata attenta e praticamente a parte il gol non ha sbagliato nulla. Nel secondo tempo si è visto comunque buon Treviso che, ricordiamolo, è stato costruito per vincere insomma, questo campionato, ha avuto un buon possesso di palla, comunque il Portogruaro ha retto. E abbiamo visto qualche sostituzione e volevo andare appunto su quella di Buriola, che abbiamo visto sulla fascia sinistra e non quella destra come abitualmente. No, Buriola è entrato tra le linee giocando sotto Mazzarella perché Franzago insomma era sfinito, ha fatto un lavoro incredibile nel primo tempo, quindi volevo dare freschezza con le giocate ai guizzi di Buriola e infatti per poco non ci stavamo riuscendo e ho provato addirittura a vincerla, però va bene così, andiamo avanti, il risultato è buono, abbiamo superato 3 partite difficili una dietro l'altra, adesso da martedì ricominciamo a lavorare. Sì, io avevo scritto che dopo il Treviso si poteva anche già fare qualche valutazione che è positiva, la mettiamo solo così perché è inutile addentrarci in altri discorsi. Pensiamo domenica con l'Ovis Persiano. Certo, grazie mille. Grazie. Grazie.